grado all'ergastolo per il 41enne marocchino che nel novembre 2020 uccise con 3 coltellate al petto la moglie Aisha nella loro casa di Cadoneghe. La sentenza della Corte d'Assise di Padova. Delitto di Abano, venerdì ad Albignasego, l'addio a Mattia Caruso. I familiari vogliono organizzare anche una fiaccolata. Bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale a Vicenza, avrebbe ingerito dell'hashish lasciato incustodito dal padre sul comodino, l'uomo sotto inchiesta per lesioni colpose. Era doloso e non accidentale il rogo che nell'aprile 2021 scoppiò in un condominio a Treviso, rischiando di trasformarsi in tragedia ad appiccarlo un trentenne al culmine di una lite con l'allora fidanzata. Lei lo aveva coperto. Continua a far discutere non solo nella Lega l'ipotesi di reintrodurre l'addizionale regionale IRPEF. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo Arring sono perplesso. Quella che si è conclusa da meno di un mese è stata l'estate con meno pioggia dal 95, i dati ARPAV sulla stagione della siccità in Veneto. Ottobre rosa, tante le iniziative nella nostra regione. Al Teatro Toniolo la sfilata che vedrà la partecipazione di molte donne che hanno conosciuto il dramma del tumore al seno. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la cronaca perché c'è la sentenza sull'omicidio di 2 anni fa a Cadoneghe, uccisa a coltellate dal marito. Ricorderete la terribile storia di Aisha. Oggi la sentenza di primo grado che condanna il marito all'ergastolo. Ergastolo, la Corte d'Assise ha condannato Abdel Fettah Jennati al massimo della pena. L'uomo la notte del 24 novembre del 2020 aveva ucciso con 3 coltellate al petto la moglie Aisha che si era coricata a letto, un delitto avvenuto davanti agli occhi della figlia più piccola della coppia nella loro abitazione di Cadoneghe in via Piave. Il giudice, accogliendo le istanze del pubblico ministero, ha contestato l'aggravante della relazione coniugale ma non quello della premeditazione. Il marocchino reo confesso del delitto aveva detto agli inquirenti di aver agito perché sentiva delle voci, ma i periti che lo hanno ascoltato hanno stabilito che quando ha ucciso Aisha era nel pieno delle sue facoltà. Jennati ha ucciso la moglie perché era geloso e la donna voleva separarsi, lo aveva anche denunciato per maltrattamenti e negli ultimi tempi era stata inoltre a casa di un'amica, poi il rientro nell'abitazione di famiglia, una scelta fatale per la povera Aisha. Ora la condanna di primo grado per il marito uxoricida all'ergastolo. Dal delitto di Cadoneghe a quello di Abano, venerdì l'addio a Mattia Caruso. I familiari, per ricordarlo, vogliono organizzare anche una fiaccolata. Sono stati fissati i funerali di Mattia Caruso, il trentenne ambulante ucciso dalla fidanzata Valentina Boscaro, rea confessa la notte tra il 25 e il 26 di settembre. L'ultimo saluto venerdì pomeriggio alle 15, attese qui nella chiesa di San Giacomo della Mandriola ad Albignasego centinaia di persone. Tantissimi amici e parenti che dovrebbero arrivare anche dalla Sicilia, regione d'origine della famiglia Caruso. I familiari del ragazzo stanno organizzando anche una fiaccolata che dovrebbe svolgersi sempre venerdì dalle 20 alle 23 da Carpenedo a Piazza del Donatore ad Albignasego. In questi giorni, intanto, gli inquirenti stanno continuando ad ascoltare le testimonianze dei genitori e dei fratelli di Mattia. Secondo i loro racconti, a subire violenze fisiche e pressioni psicologiche sarebbe stato proprio il trentenne ucciso e non la fidanzata Valentina, che invece durante la confessione del delitto ha detto di essere stata più volte maltrattata e picchiata da Mattia. Anche gli amici della coppia hanno riferito di aggressioni fisiche subite dal giovane, ma ai carabinieri non risultano denunce da parte di entrambi. Valentina Boscaro, 31 anni, intanto rimane agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, rischia dai 14 anni di carcere all'ergastolo e non potrà chiedere riti alternativi. E poi c'è l'ennesima storia di un bambino che ha ingerito dello stupefacente. Accade a Vicenza con un bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale. Secondo i primi accertamenti avrebbe ingerito dell'hashish. Il padre è indagato per lesioni colpose. Un bambino di soli 2 anni è ricoverato all'ospedale di Vicenza per aver ingerito sostanza stupefacente. I carabinieri della compagnia di Valdagno, infatti, sono intervenuti durante la notte al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano perché era stata segnalata la presenza di un minore che aveva bisogno di assistenza sanitaria, accompagnato dai genitori, in quanto aveva verosimilmente ingerito hashish.
Nel corso della nottata il piccolo veniva poi trasportato presso l'ospedale di Vicenza per le cure necessarie e sulla base delle informazioni raccolte al pronto soccorso, intanto, i carabinieri hanno deciso di indagare per approfondire l'accaduto, scoprendo che probabilmente il padre del bimbo aveva lasciato incustodito in camera da letto dell'hashish che era stato ingerito dal figlio nel corso della serata. L'uomo, 51 anni, di Valdagno, è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni colpose ai magistrati di Vicenza. Era doloso e non accidentale il rogo che nell'aprile 2021 devastò un condominio a Treviso, rischiando di provocare una strage. Ad appiccarlo un trentenne al culmine di una lite con la fidanzata. La signora che c'era, diciamo, dentro l'appartamento è scesa giù bussando alle porte dicendo di evacuare il palazzo. Lei, la trentenne che aveva lanciato l'allarme ai condomini dopo che il rogo era scoppiato nel suo appartamento, aveva mentito per coprire soprattutto il fidanzato, ma anche se stessa, perché quelle fiamme non erano accidentali, erano dolose. C'era un responsabile per il pauroso incendio che in pochi minuti invase il condominio con danni ingentissimi, almeno 100.000 euro, immobili inagibili, famiglie evacuate per giorni, 10 intossicati finiti in ospedale, compresa un'anziana disabile salvata dai vigili del fuoco con l'autoscala prima che fosse troppo tardi. Un pomeriggio di paura, quello del 24 aprile 2021 in via Pennacchi a Treviso. Nei primi momenti concitati il pensiero di pompieri e forze dell'ordine era stato evitare il peggio. Causa accidentale a prima vista, confermata dall'inquilina nel cui appartamento l'incendio era scaturito. Ma fin da subito tutte le ipotesi erano rimaste aperte, le indagini non certo accantonate. La trentenne aveva raccontato agli inquirenti di essere sola in casa, ma non era vero. I vicini avevano sentito chiaramente le grida di un violento litigio tra la donna e l'allora compagno coetaneo, poco prima dell'incendio. Da questa incongruenza è partita l'indagine della squadra mobile di Treviso, diretta da Imma Benvenuto. Gli investigatori, anche grazie a quanto raccolto dai tecnici dei vigili del fuoco sul posto, hanno ricostruito tutto. Al culmine della discussione, il convivente appicca il fuoco nella zona del soggiorno. Difficile stabilire con esattezza cosa abbia utilizzato, dato che l'appartamento è andato distrutto. Poi si dà alla fuga. In quel momento la trentenne è chiusa in bagno e quando esce le fiamme si sono già sviluppate. Ma prima di dare l'allarme ai vicini decide di imbastire velocemente la sua versione. Vuole proteggere l'uomo da un'accusa pesantissima e se stessa dalle conseguenze economiche di un disastro del genere. Un castello di sabbia crollato sotto i colpi dell'inchiesta. Accertati gli indizi a loro carico, entrambi gli ormai ex conviventi sono stati accompagnati in questura. Nei loro confronti la procura ha ipotizzato i reati di incendio doloso aggravato e favoreggiamento personale. Lasciamo la cronaca, torniamo sul tema dell'addizionale regionale IRPEF. L'assessore regionale Donazzan si dice favorevole, penso che i veneti diranno di sì, la fase sociale, dice, è delicata. Sono certa che se chiedessi ai veneti, Veneto tu che puoi, non quello che è in soglia di povertà, non quello che non ce la fa, dare un X perché queste risorse vanno qui in Veneto, in questa direzione, le persone più bisognose, gli anziani in difficoltà, i giovani per l'università, io credo che i veneti potrebbero dirci di sì. Se chiamati a dare un contributo in una fase sociale delicata, i veneti non si tireranno indietro. Questa è la convinzione dell'assessore Donazzan nei giorni in cui la regione sta decidendo se introdurre o meno l'addizionale regionale IRPEF. La Regione del Veneto è da 12 anni che non ha l'addizionale regionale, cioè questa tassa che poi è una tassa che entra nel bilancio della regione, quella stessa regione che è ben governata e che poi produce servizi, dà risposte. Mentre le categorie economiche già interpellate in merito hanno detto prevalentemente sì, altre voci sembrano andare in direzione contraria. Non è sfuggito a nessuno un post del leghista Massimo Bitonci che sui social, senza fare riferimenti specifici, ha tuonato: durante una stagnazione economica le tasse si tagliano, non si aumentano. Anche l'ultimo sondaggio di Ring tra i telespettatori di Antenna 3 ha mostrato una forte contrarietà alla misura, più di 8 partecipanti su 10. Insomma, il tema divide in un momento già di per sé complicatissimo, soprattutto tra alleati di centrodestra, con la stessa Premier in pectore Meloni impegnata nel delineare il nuovo esecutivo e dare il giusto spazio a tecnici e politici rappresentativi delle tre anime della maggioranza. Una coalizione si tiene insieme sempre con equilibrio, che non ci deve essere una forzatura, chi è più grosso piglia tutto.
E questo però va sempre gestito così. Una coalizione è un patto che deve portare a stare insieme. E stare insieme vuol dire non essere ricattati, non porre ricatti, ma dare le giuste condizioni. E a proposito di equilibri politici, in tanti già guardano alle prossime regionali con la stessa Donazzan che gioca a carte scoperte. Abbiamo al governo la prima presidente donna, vogliamo che accada così anche in Veneto? Senta, ognuno ha un sogno, questo è il mio di sogno, ma non può essere solo il mio personale. È chiaro che tra le cose che in politica accadono sono anche mettere a frutto le proprie competenze. Ma ci sono delle perplessità anche in Fratelli d'Italia sulla reintroduzione dell'addizionale regionale IRPEF. Sentiamo le scintille a ring tra il senatore Luca De Carlo e il consigliere regionale della Lega Fabrizio Boron. La mia grande perplessità è che quella che in questo momento, in un momento grave di difficoltà come quella relativa alle bollette, si aggiunga un'ulteriore tassa. Attenzione poi, pare che questa tassa entri in vigore nel 2024 certo. E quindi a emergenza finita di fatto, e quindi non è una cosa che va a tamponare una situazione di emergenza attuale, che è dove c'è oggettivamente un forte bisogno. Allora, delle due l'una, o si pensa che questa emergenza diventi atavica e quindi anche per il 2023-2024 resti così, oppure ci si rende conto che quel tax free Veneto che si è perorato per 12-13 anni è finito, o meglio non ha dato quei risultati. Combinato disposto tra immagine e efficienza che magari si pensava che potesse continuare a dare. La questione 2024, lo volevo solo dire, è una questione tecnica purtroppo, perché comunque sia fosse messa nella manovra di bilancio, la manovra di bilancio, parlando 2023, avrebbe di incidere sui redditi del 2023 che vengono, ovviamente le tasse vengono pagate nel 2024. È solo una questione tecnica, certo. Poi le anticipazioni di cassa le puoi fare. Certo. Allora, la vedo perplesso, no? No, cercavo di capire Boron sulle anticipazioni di cassa rispetto all'efficacia di una cosa, perché io faccio il sindaco, la finanza creativa è un'altra roba. Le anticipazioni... No, le anticipazioni le puoi fare, le spese di cassa nel momento in cui... Spese e competenza sono anticipazioni di cassa, è un'altra roba, quella certo, di quando ha effetto la manovra su quali redditi. Dai, se no facciamo fatica. Ha effetto sul 2023, ma la cassa è 2024. Certo, perché tu i redditi sono 2023, ma certo, ma tu i soldi in cassa tra il 2024, se tu devi intervenire su momenti di... hanno effetto sul 2023. Sì, ma quali anticipazioni puoi fare di quello di 300 milioni in cassa? No. Tu non avrai mica 300 milioni in cassa da anticipare nel 2023 sull'incassato. Boron, ce li hai? La Regione Veneto ha un bilancio talmente solido, e ovviamente è possibile, che ha capacità di indebitamento se vuole. Non mi mette in difficoltà per nulla, okay. No. Bene. Non abbiamo tempo per fare questa discussione Vedremo però quando sarà in commissione, in consiglio, cosa farà Fratelli d'Italia, se andrà in difficoltà o dovrà in qualche modo discutere la situazione. No, noi l'abbiamo già anticipato, noi al netto del fatto, al netto del fatto Boron, che noi discutiamo, oggi stiamo discutendo su una boutade sul giornale di Calzavara, stiamo discutendo di una boutade giornalistica di Calzavara. Che l'abbia fatta apposta per far nascere la discussione, per farci capire che lui ha già parlato con le forze sindacali, ha già ottenuto l'ok, questa è un'altra partita. Che stia cercando di convincere il Presidente o che l'abbia già convinto, altrimenti non sarebbe uscito, del fatto che per 10 anni non l'abbiamo messa o 12 e adesso la mettiamo, questa è un'altra partita. Dopodiché, come ho detto prima, questa partita verrà in commissione e lì noi solleveremo le nostre perplessità. E restano agitate le acque anche nella Lega dopo la nascita del Comitato del Nord. Intanto Marcello Bano, uno dei sindaci più critici con i vertici del partito, torna a chiedere il congresso e pungola ai parlamentari eletti. Secondo me ci sono delle istanze del territorio, chiamiamolo Nord, chiamiamolo Veneto, chiamiamolo la parte produttiva, che deve essere ascoltata, e quindi per forza di cose c'è una serie di amministratori che riguardano amministratori comunali, provinciali e regionali.
Gli amministratori del Nord, tra di loro Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, dopo la pesante sconfitta elettorale della Lega tornano a battere un pugno e se di fronda non ne vogliono assolutamente sentire parlare, ribadiscono un concetto chiarissimo per loro su cui i vertici del partito continuano a fare orecchie da mercante. Se il toto ministri del governo Guida Meloni impazza, sul tavolo della discussione manca l'argomento principe per questi amministratori. No, non si parla assolutamente di autonomia, tra l'altro io ho letto le dichiarazioni uscite ieri dal federale, non se ne parla proprio, e questo è un problema enorme perché torniamo sempre al solito punto, mancano delle linee programmatiche del territorio, l'autonomia non è che sia un vezzo, è un efficientamento di un sistema, l'autonomia è prevista per Costituzione, portiamo a casa quello che il popolo veneto ha deciso nel 2017. Si fissino i congressi, chiedono. Bisogna finirla con i commissariamenti, bisogna chiamare tutti i militanti, gli amministratori, sedersi a tavolino e dire bene cosa chiede la nostra gente. Chiede questo, A, B, C. Bene, voi che occupate uno scranno giù a Roma dovete portare a casa A, B e C, altrimenti a casa. Se il confronto diretto non è ancora all'orizzonte, lo scambio di battute via social impazza e ai post dell'onorevole Massimo Bitonci, che critica la scelta del governatore Zaia di aumentare l'addizionale IRPEF regionale per far fronte al caro bollette e prezzi, Bano risponde così. Ma da che pulpito viene la predica? Se proprio Cittadella ha aumentato l'IMU perché non riusciva a pagare le bollette. Di cosa stiamo parlando? Il momento è drammatico, se l'addizionale regionale, che non c'è la quota che spetta alla regione, serve a finanziare, a sostenere le famiglie, il sociale, le case di riposo, ma scusa, ma dov'è il peccato di lesa maestà? Lasciamo la politica, parliamo di siccità perché l'estate 2022 ha fatto registrare in Veneto apporti di pioggia che costituiscono il minimo assoluto dal 94-95. Il dato emerge dall'ultimo bollettino sulla risorsa idrica elaborato dall'ARPAB. Nel mese di settembre sono caduti mediamente in Veneto 103 mm di precipitazione, leggermente sotto la media, meno 3%, del periodo 94-2021 che è di 107 mm. Prendendo in considerazione i 12 mesi dell'anno idrologico, dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022 sono caduti in regione in media 769 mm di pioggia, il minimo assoluto da 27 anni. E ora veniamo al Covid, più 40% di positivi in 7 giorni. I dati dell'azienda ospedaliera di Padova sono preoccupanti. A fine mese il via anche alla vaccinazione antinfluenzale consigliata agli over 60. Covid-19, risalgono i contagi. I dati della provincia di Padova sono peggiori di quelli del Veneto. Nel giro di 7 giorni i positivi sono aumentati del 40% a Padova, del 28% in regione. I nuovi positivi sono cresciuti in una settimana del 29%. Su 100.000 abitanti Padova conta 727 nuovi positivi, il Veneto 715. Per questa voce siamo tornati ai valori di luglio, annuncia l'azienda ospedaliera di Padova. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Un continuo aumento delle positività, sia come casi attualmente positivi, sia come nuovi casi di giorno in giorno. L'andamento è quello che avevamo ipotizzato, vedremo un aumento delle positività nei mesi appunto di ottobre e novembre, poi spero ci sia il calo. Ecco, nel solito lo sviluppo dell'epidemia ha questo andamento, salita, plateau, discesa nel giro appunto di un 30-45 giorni. Conviene quindi continuare a proteggersi anche se i dispositivi in alcuni ambienti come il trasporto pubblico non sono più obbligatori. Ci vuole molto buon senso, un grande senso civico, avere sempre la mascherina a portata di mano, in tasca come fosse un fazzoletto, usarla nei luoghi affollati o in quelle situazioni in cui ci sembra che ci possa essere effettivamente un maggiore sviluppo della contagiosità. A fine mese scatterà anche la campagna vaccinale contro l'influenza. Quest'anno viene consigliata dai 60 anni in su per la sovrapposizione che ci sarà con il Covid. Il fatto che andiamo verso una stagione autunnale, poi invernale, dove l'influenza si associa alla possibilità di sviluppare appunto anche il coronavirus, è chiaro che ci porta a dire misure di prevenzione
importanti, e le misure di prevenzione importanti sono date dai vaccini, quindi vacciniamoci contro l'influenza, completiamo là dove non abbiamo fatto il ciclo vaccinale, facciamo la terza, facciamo la quarta dose, perché sono importanti. Rimaniamo a Padova ma cambiamo tema. Un investimento da 4 milioni di euro per l'Interporto, inaugurato il nuovo terminal per gli autoarticolati. All'Interporto di Padova c'è un nuovo terminal riservato ai semi-rimorchi, 215 stalli numerati da 18 metri ciascuno, dotati di staffe fermaruote. Il tutto su un'area di 35.000 metri quadri vicina al fascio nord dei binari e alle grandi gru a portale, un investimento di 4 milioni di euro. È un passo importante per l'Interporto di Padova, ma per tutta l'economia veneta, perché questo ampliamento del servizio ai semirimorchi è una cosa che va nella linea della sostenibilità, perché tirare via dalla strada e quindi trasportare tutta questa merce da gomma a ferro è una cosa veramente innovativa. All'inaugurazione a distanza del nuovo terminal ha partecipato in videoconferenza il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Anche dalla regione l'approvazione per la struttura. Padova è un nodo logistico importantissimo, l'Interporto di Padova è tra i più importanti a livello nazionale, quindi qualsiasi investimento per il suo potenziamento vuol dire sviluppo produttivo, ma anche la possibilità di poter fare una logistica sostenibile, una logistica green, quindi non parliamo di sostenibilità a parole, ma diamo anche un senso e un contenuto a questo, e devo dire che l'Interporto di Padova su questo ha sempre dimostrato una grande sensibilità. L'Interporto è una società fondata nel 1973 da Comune di Padova, Provincia, Camera di Commercio e Ferrovie dello Stato, una realtà che da anni realizza utili e alleggerisce di traffico pesante le strade del Veneto. È un'azienda pubblica, sottolineo pubblica, che va benissimo. La dimostrazione è che un'azienda pubblica gestita bene, parlo del Consiglio di amministrazione, chi la gestisce, Tosetto, tutti i suoi collaboratori, se gestita bene può dare utile, può dare fatturato, può dare grossi risultati nell'ambiente. Anche in termini, pensate, se non sbaglio fa 9.000 treni all'anno, per 25 container vuol dire che porta via 9.000 per 25, vuol dire che porta via 200.000 mezzi dalle strade di Veneto. Vuol dire, senza Interporto sarebbe veramente guai. Da Padova a Venezia per parlare dell'Ottobre Rosa, tante iniziative anche in terraferma. A Mestre una sfilata. Dopo la partenza del Vaporetto Rosa, che quest'anno toccherà anche le zone più difficoltose della laguna per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno, sono moltissime le iniziative nell'ambito dell'Ottobre Rosa. Prima fra tutte la sfilata di giovedì 6 ottobre alle ore 20 al Teatro Tognolo di Mestre, che vedrà protagoniste 43 donne dai 28 ai 73 anni delle associazioni Rosa del Veneto, che porteranno in passerella la loro forza nell'affrontare la malattia, ma anche per ribadire che la femminilità, nonostante le terapie, la mastectomia, la paura, rimane più forte che mai. Perché dopo la malattia bisogna rialzarsi e farlo insieme lo rende meno difficile. Il passo successivo per noi donne oncologiche, donne che hanno superato la malattia, è quello di fare un'attività che ci faccia star bene, che ci unisca come donne. E abbiamo la possibilità di sostenerci e confrontarci. Nel mio caso faccio parte delle Pink Fire della LILT, si allenano presso il Canoa Club Maestre di San Giuliano e grazie alla LILT siamo seguite in questo progetto di riabilitazione. Che comprende iniziative come la sfilata di domani, che sarà un evento dal forte significato e dalle tante emozioni. Ma le iniziative in terraferma saranno molteplici, con incontri ovunque, municipalità comprese. Come municipalità di Zelarino Chirignago, fra tutte le iniziative abbiamo anche un'iniziativa molto importante che faremo il 24 pomeriggio, lunedì 24 pomeriggio, in collaborazione con l'ASL. Saranno presenti 10 dottoresse che lavorano presso l'ASL 3 Serenissima. Andremo a toccare tutti gli ambiti, il tema è il filo rosa che lega la realtà delle donne ai servizi a loro dedicati, quindi i medici saranno tra i più vari: ginecologia, breast unit, urologia, dipartimento di prevenzione.
Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, poi l'edizione di Venezia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sempre ben presente sull'Italia, bel tempo e clima molto mite sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 6 ottobre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, non sono previste precipitazioni. La stabilità atmosferica favorirà il ristagno di un po' di umidità a quote medio-basse, in particolare su pianura e sulle valli sarà possibile qualche locale nebbia. Temperature gradevoli, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, specie sulle zone montane, più sereno invece altrove. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo locali nubi basse al mattino, poi decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime sui 25 gradi all'incirca, dunque molto gradevoli. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.